Benvenuti alla lezione di teoria numero 6. Allora apriamo il nostro manuale alla prima sezione, teoria, e il paragrafo che andiamo ad affrontare oggi ha per nome punto di valore. Allora, in effetti, se noi osserviamo la tabella delle figure e valori, ci accorgiamo che ogni figura vale il doppio di quella più piccola, quindi la semibreve 4 quarti vale il doppio della minima, che vale 2 quarti, che vale il doppio della semiminima 1 quarto e così via. Quindi ci accorgiamo che in effetti mancano delle figure dei valori intermedi. Ad esempio, una semibreve 4 quarti, poi abbiamo una minima 2 quarti, manca una figura del valore di 3 quarti. Oppure possiamo fare lo stesso confronto tra la minima e la semiminima, perché la minima vale 2 quarti, che potrebbero anche essere matematicamente 4 ottavi. Infatti, per formare una minima del valore di 4 e di 2 quarti, ci vogliono 4 crome, perché 2 crome fanno una semiminima, essendo formata la minima da 2 semiminime, allora ci vogliono 4 crome per fare il valore di una minima. Quindi in realtà possiamo pensare a una minima come 4 ottavi, oltre che 2 quarti e anche un mezzo. La semiminima, che vale un quarto, vale 2 ottavi. Quindi la minima 4 ottavi, la semiminima 2 ottavi, manca una figura del valore di 3 ottavi. Bene, allora, e così anche con le altre figure. Per avere adesso queste figure si usano due simboli. Uno di questi è appunto il punto di valore. Che cosa fa il punto di valore? Quando si pone accanto ad una nota, alla sua destra, alla destra del cerchietto, questo punto di valore aumenta il valore della nota a cui è posto vicino della metà del suo valore. Quindi osserviamo la figura. La prima battuta abbiamo 4 quarti, quindi abbiamo una minima con il punto di valore. Ora, se la minima vale 2 quarti, la metà di 2 quarti è un quarto e quindi il valore di questa minima adesso sarà complessivamente di 3 quarti, 2 più 1, la sua metà. Infatti osservate abbiamo i primi 3 numeri 1, 2 e 3 relativi ai primi 3 movimenti e sul quarto movimento abbiamo in questo caso una semiminima. Vediamo invece l'effetto sugli ottavi, perché la seconda battuta abbiamo l'esempio 6 ottavi, quindi abbiamo sulle prime 3 suddivisioni una semiminima col punto, perché una semiminima vale un quarto, cioè la somma di 2 ottavi, di 2 crome. In questo caso un movimento, abbiamo visto, di 6 ottavi è costituito da 3 ottavi, da 3, perché il 6 ottavi è un tempo binario composto, quindi 2 movimenti, ognuno dei quali è diviso in 3 suddivisioni, in questo caso una suddivisione da un ottavo. E quindi per ottenere un movimento, che vale appunto 3 ottavi, possiamo ottenerlo mettendo il punto di valore accanto alla semiminima, perché la semiminima, ripeto, il valore è di un quarto, quindi 2 ottavi, mettendo il punto aumenta della sua metà, che è un ottavo, e quindi alla fine sono 3 ottavi. Quindi come vedete il primo movimento abbiamo semiminima col punto per le 3 suddivisioni, e il secondo movimento abbiamo una semiminima, 2 suddivisioni, e sulla terza suddivisione una croma. Quindi ricordiamo che i numeretti sotto le battute semplici, cioè 4 quarti, 3 quarti, in questo caso 4 quarti, ma anche negli esempi sopra, quello di 4 quarti e di 3 quarti, sono relativi ai movimenti, questi numeretti. Invece i numeretti sotto le battute composte, quindi 6 ottavi, oppure come negli esempi sopra 12 ottavi e 9 ottavi, si riferiscono alle suddivisioni. Allora, adesso con il criterio di questo punto di valore, insomma con l'aggiunta di questo elemento teorico, proviamo quindi a suonare e a contare queste due battute. Quindi prima battuta 4 quarti, contiamo fino a 4 e il Do sopra il Do centrale, quindi tempo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi 3 movimenti la prima nota e 1 la seconda. Vediamo invece l'esempio dei 6 ottavi, quindi dobbiamo contare per 2 volte fino a 3, quindi tempo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bene, questo è un elemento molto molto importante perché in questo caso possiamo ottenere i valori diversi da quelli presenti sulla tabella delle figure. E allora quindi potete anche fare l'esercizio numero 4, quindi suonare
le note di tutti gli esempi di questa pagina, contando così come indicato dai numeri. Bene, per questa lezione è tutto, la prossima ci vedremo alla lezione di teoria numero 7, vedremo un altro elemento, come dicevo prima, che serve per ottenere dei valori di note di figure non comprese nella tabella e che non si possono nemmeno ottenere con il punto di valore. Per adesso è tutto, io vi ringrazio di avermi prestato attenzione, vi aspetto alla prossima. Ciao, buono studio e buona musica.